Mancano pochi istanti al via per questa terza corsa dall'Ippodromo del Savio di Cesena. Sono in pista 8 soggetti di 3 anni, vincitori da 3 a 10.000 euro nella carriera. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart per la distanza classica dei 1660 metri. Favorito il numero 6 Diamond Francis, Andrea Farolfi in sediolo allievo di Walter Zanetti. Cavallo velocissimo che però ha un carattere molto particolare e ardente. Vediamo se oggi farà il bravo. 1 Dama Ongi, Marco Volpato, 2 Dubai Pax, VP dell'Annunziata, 3 Dacia del Ronco Gennaro Casillo, 4 Daylight B, Alessandro Gocciadoro, 5 Desert Storm Ferm, Lorenzo Baldi, 6 Diamond Francis, Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Don Moa Glory, Manuel Pistone, 8 Divina Breed, Marco Basile. Autostart li lascia, si ritrae Diamond Francis che decide di non scattare e la macchina li lascia andare con lotta per il comando, con Dacia del Ronco attaccata al largo da Daylight B, poi Desert Storm ferma che cerca posto allo steccato, mentre già in mezzo alla pista Diamond Francis che inizia a progredire. Passa Daylight B nei confronti di Dacia del Ronco in maniera definitiva dopo 160 metri e il primo paletto se ne va addirittura in 13,9. In evidenza Daylight B che prova ora a riprendere in mano Dacia del Ronco, seconda allo steccato, poi Dama Ongi mentre muove subito al largo Diamond Francis. Non perde tempo Andrea Farolfi che si va a portare sulla testa della corsa, 28,5 i primi 400 metri di corsa. Diamond Francis recupera ad ampie falcate su Daylight B, la quale si mantiene in vantaggio. Diamond Francis a destra, poi allo steccato Dacia del Ronco a precedere Dama Ongi, quindi Desert Storm ferm, poi Don Moa Glory, gli altri più indietro. I 600 in 43,7, cammina la battistrada, il rivale sempre alla sua destra, va a coprirla quasi interamente dopo un giro in 58,4, si viaggia sul piede dell'1,13 con Daylight B e Diamond Francis in dibattito aperto, quando lungo la curva di destra il gruppo non si muove se non per Don Moa Glory che dall'ultima posizione del pelotoncino prova a spostare 1,13,6 il primo chilometro con una frazione in 15,2, passa Diamond Francis che con un battito di ciglia si libera di Daylight B e prende vantaggio. Dacia del Ronco sposta dalla terza posizione, passa in seconda in un amen, poi ancora Don Moa Glory in vantaggio Diamond Francis. Dacia del Ronco che recupera sull'avversario, prova a proporsi a destra quando siamo al finire dell'ultima curva. Diamond Francis in vantaggio, fa la piegata in 14,8. Dacia del Ronco che prova a spostare al suo attacco, Diamond Francis che però riparte sotto gli attacchi della rivale. Diamond Francis è in vantaggio, Dacia ci prova, ma Diamond Francis quando fa percorso va come un treno, vince con 3 lunghezze nei confronti di Dacia del Ronco. Al terzo Don Moa Glory 1,57,2, 1,13,2 il ragguaglio cronometrico fatto con 1 chilometro a destra. Diamond Francis, Andrea Farolfi per il training di Walter Zanetti, i colori del signor Gaetano La Licata, la vittoria in bello stile del figlio di Expula Cafe Fashion dei Sogni, che avevamo visto in grande spolvero a Padova, in errore a Modena e adesso torna a vincere. Quando fa il bravo Diamond Francis va forte, 1,84 al tot, pari addirittura in chiusura quota fissa.